heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per parlarvi del quinto sneak peek che è uscito veramente pochi minuti fa. Allora ragazzi, nel quinto sneak peek si è annunciato che potremo donare persino le pozioni. Come vediamo da queste nuove immagini, questo nuovo aggiornamento si preannuncia una vera e propria bomba. Con la possibilità di donare le pozioni avremo altri 2 spazi in più. Le pozioni normali occupano 2 di spazio e quelle nuove, recentemente aggiornate, occupano solamente 1, perciò ragazzi è una vera e propria bomba. Inoltre ragazzi c'è un'altra cosa che la pagina ufficiale di Clash of Clans non ha detto, ma l'ha detto Galadon nel suo video. Praticamente ci sarà un bottone salvataggio o una zona salvataggio. Non so se vi sarà capitato anche a voi durante le vostre scalate, tipo state cercando un Town Hall Out quando potevamo insomma, e vi capitava di far cadere un barbaro per sbaglio e voi avevate solamente la regina degli arcieri e qualche barbarozzo del cazzo. Ecco, dall'aggiornamento in poi questo non accadrà più, perciò ringraziamo per fortuna Supercell, perché io mi ricordo durante la mia scalata quest'estate mi è capitato ben 2 volte e ho failato ben 2 volte colpa di sta roba qua. E ragazzi, questo era tutto per questo quinto sneak peek, e sotto nei commenti ditemi cosa ne pensate di questo quinto sneak peek, se è migliore dei precedenti. Insomma, questo è veramente tutto. Come al solito, se non siete iscritti iscrivetevi, come al solito like, commento e noi ci vediamo al prossimo video.